Parliamo di sport power chair. Siamo in collegamento con Sauro Corò e Patrick Granzotto della Polisportiva Terraglio di Mestre e del Venezia, che recentemente hanno ottenuto dei risultati top per quanto riguarda sia il power chair football che per quanto riguarda il power chair hockey. Ma ci dicono più di più loro stessi. Innanzitutto ragazzi, ben ritrovati, grazie per aver accettato il nostro invito. Allora, com'è andata? Intanto grazie a te dell'invito. È una stagione stupenda che però non è finita. È iniziata con la vittoria della Coppa Italia di Power Football, proseguita la settimana dopo con la vittoria del campionato sempre del Power Football e la scorsa settimana abbiamo vinto invece il campionato di Power Hockey. E fra 15 giorni andremo a giocarci la Coppa Italia di hockey, quindi non è finita la stagione, però un grandissimo risultato perché siamo la prima società a livello italiano che fa insomma questo risultato sui doppi sport, quindi una grandissima soddisfazione per noi. Dicevi Sauro che appunto siete la prima società in Italia così strutturata, così organizzata, tuttavia nonostante appunto i risultati importanti che avete raggiunto erano tutt'altro che scontati, perché appunto le avversarie erano molto competitive e agguerrite. Eh sì, molto, molto agguerrite, anche perché appunto questo sport, i due sport sono alzati molto di livello, tutti ormai noi usiamo una carrozzina elettrica fatta appositamente per questi sport e tutte le squadre ormai si sono strutturate con questi mezzi, quindi siamo arrivati a livelli veramente altissimi. Però non perdiamo di vista, io dico sempre, il progetto, perché quest'anno abbiamo fondato anche una seconda squadra, le nostre balene, che ha disputato il campionato in Serie B, perché adesso abbiamo 22 tesserati appunto tra Black Lions Venezia e Venezia FC Power Football e appunto queste balene e quindi non perdiamo mai il focus di portare sempre più ragazzi a fare sport e magari, come si dice, a tirarli fuori da casa. Quindi è una grande emozione vincere gli scudetti, ma la più bella emozione è vedere proprio i ragazzi contenti. Avevamo anche in squadra nuovi giocatori o che hanno iniziato quest'anno, che hanno vinto il primo scudetto. Io e Patrick fortunatamente ne abbiamo già vinti, quindi ne abbiamo 25. Vedere l'emozione dei loro occhi veramente non ha prezzo. E ovviamente sono contentissimo anch'io e anche il bomber. Giustamente. Certamente. Anche perché Patrick, oltre ad essere l'allenatore del calcio, è anche il nostro capitano del Power Hockey, che ci ha fatto vincere la finale. Abbiamo finito i tempi regolamentari 4-4 e dopo nel nostro sport c'è il golden goal e c'è un tempo di 10 minuti col golden goal e poco dopo essere iniziato ha fatto un bel giro porta e ha segnato, quindi ci ha portato, come si dice, in paradiso. E siete veramente al top di queste discipline. Ma che cosa rende i Black Lions così forti? L'atmosfera in squadra, la forza del gruppo? Che cosa, insomma, tutto questo? Non lo so. Allora, un mix di cose, come dico sempre ai ragazzi, noi scendiamo in campo, siamo in 10 o in rosa e nel calcio siamo in 8, ma c'è un grosso lavoro dietro, in primis della Polisportiva Terraglio, dei nostri sponsor, perché ci vogliono anche quelli, dei nostri volontari, gli accompagnatori dei ragazzi, appunto, parlando di ragazzi con disabilità, hanno sempre l'accompagnatore, che può essere il genitore o un assistente, quindi è il lavoro un po' di tutti perché se un ragazzo non riesce a fare un allenamento perché non riesce a essere accompagnato, ovviamente la squadra non cresce. Quindi è proprio la vittoria di un gruppo e di un lavoro. Io dico sempre, per arrivare a un risultato, li faccio questo esempio ai ragazzi, bisogna fare 100, se tu fai 99,99 l'avversario fa 100, vince lui. E quindi ognuno mette un pezzo, chi mette 10, chi mette 5, chi mette un po' di più, un po' di meno, ma tutti mettono il loro apporto e questa è la forza, insomma. E comunque abbiamo un gran gruppo, ormai siamo amici anche al di fuori del campo, ovviamente, e quello aiuta veramente tanto.
Un forte amalgama, quindi ci par di capire. Sì, 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 sì. Anche con Patrick particolarmente siamo, ripeto, amici anche fuori nella vita, ma con anche altri, Sandro Lanzò, Mattia Arena, con tutti, tutti. Quindi ci troviamo spesso e è una bella cosa. E in più dopo metto anche un altro po' di orgoglio sempre della polisportiva, che sia a livello di power chair football che a livello di power chair hockey abbiamo diversi nazionali, quindi anche quello magari fa sì che passiamo veramente tanto tempo durante l'anno tra il club e il raduno nazionale assieme e quindi si fa insomma un bel gruppo e ci si trova sempre, sempre meglio in campo e anche fuori. Pensiamo che non sia affatto semplice riuscire a primeggiare e soprattutto a competere, comunque ad allenarsi, in ben 2 discipline, appunto il power chair hockey e il power chair football. No, hai detto veramente bene, da sportiva hai capito bene che sono due sport completamente diversi, fatti con le carrozzine elettriche, appunto, sono totalmente diversi. Vi dico solo una particolarità, proprio il gioco. Allora, nel calcio il tuo compagno non può essere più di 3 metri, ok? Quindi deve essere a distanza almeno di 3 metri, se no è fallo. E invece nell'hockey si va tendenzialmente tutti sulla palla, quindi anche mentalmente sono veramente due giochi diversi. Nell'hockey si gioca 5 contro 5, nel calcio si gioca 4 contro 4, proprio è totalmente diverso e anche il mezzo è propriamente diverso perché una è una carrozzina per farvi capire un po' più alta, quella dell'hockey, invece quella del calcio sono praticamente quasi sdraiati per terra, quindi cambia anche addirittura la postura e il modo di guida. E nell'hockey andiamo a 15 km orari, nel football andiamo a 11. Quindi veramente i ragazzi che fanno il doppio sport soprattutto sono dei campioni veramente perché adeguarsi ogni settimana a cambiare in base alla partita che abbiamo è veramente difficile. Immaginiamo, Sauro, che siano anche dei mezzi piuttosto costosi queste carrozzine che, come hai detto tu, sono diverse a seconda della disciplina, per cui è sicuramente importante anche il ruolo degli sponsor che giocano in questo aspetto. Sì, gli sponsor sono molto molto importanti. Noi abbiamo, se posso citare soprattutto il nostro Certo. amico Maurizio Lorenzon, che è il nostro sponsor principale, Butilos e Tornado, e che ci ha sempre sostenuto già dall'inizio, non perché siamo dei campioni, ma insomma merito anche tanto il suo che siamo cresciuti, insomma. Dopo abbiamo anche Sicura, Ciani Live, abbiamo veramente tante tante persone che ci sostengono, ovviamente la Polisportiva Terraglio in primis, perché le carrozzine comunque costano 15.000 euro, fortunatamente adesso c'è un progetto a livello nazionale che puoi prendere con un bando delle carrozzine e quindi siamo riusciti a portarne a casa diverse, ma c'è la manutenzione. La manutenzione costa perché, vi faccio un esempio, una batteria costa 1.900 euro, quindi ogni 2 anni magari si rompe, anche la manutenzione straordinaria e ordinaria costa veramente tanto. Oltre che le trasferte, quest'anno siamo arrivati fino in Sicilia, pensate portare 10 atleti con un pullman, con le carrozzine da gioco e personali fino ad Agrigento, prendendo anche il traghetto, dormendo fuori, i costi sono veramente esorbitanti, facendo ovviamente un campionato nazionale. Ma questo sì, lo sforzo economico non solo, è anche fisico, viene ripagato quando si raggiungono questi risultati e come dicevo prima, al di là della coppa e della medaglia, quando vedi anche i ragazzi contenti che fanno un'attività sportiva che al di là proprio dello sport, proprio è un'inclusione, dice, e quindi ha un valore aggiunto per me. In tal senso, Sauro, vuoi lanciare un invito affinché sempre più ragazzi vengano a giocare appunto con voi? Ma sì, io invito tutti quanti a provare il nostro sport, ma non solo, perché parlo anche un po' della polisportiva Terraglia, c'è
c'è la danza in carrozzina, c'è il parakarate, c'è il nuoto, adesso c'è anche il basket con la Reyer Basket, il basket integrato per le disabilità intellettive, quindi lo sport, io esorto qualsiasi persona con disabilità a fare sport perché è un momento di aggregazione, è un momento per venire fuori da casa, magari insomma buttare fuori i problemi per quelle 2 orette che si è assieme, ve l'assicuro che insomma anch'io, nonostante abbia una vita normale, quando vado a fare sport, vi dico solo così, insomma io ho delle patologie che ho dolori neurologici, quando faccio lo sport non sento niente e quindi è una medicina, diciamo sempre, io dico sempre, 1 euro investito nello sport sono 10 euro risparmiati nella sanità e questo non me lo toglierà mai di testa nessuno. Quindi se qualche ragazzo ci vede o qualche genitore, contattateci e qualunque sport va bene, ma se venite a provare il nostro sono ancora più contento. Chiarissimo. E dunque per averci parlato delle importanti vittorie ottenute nella stagione sportiva 2024-2025, che ricordiamo non è ancora finita perché c'è ancora la Coppa Italia tra una quindicina di giorni, ringraziamo di cuore Sauro Corò e Patrick Granzotto della Polisportiva Terraglio di Mestre per essere stati con noi. Grazie a voi e appunto ci rivediamo fra 15 giorni e non diciamo niente, ma speriamo bene, dai.